Presidente, avete organizzato una bella serata. Abbiamo organizzato una bella serata e abbiamo festeggiato la fondazione dei 30 anni abbinandola alla cena della beneficenza come tutti gli anni che riusciamo a fare questa festa qua. Siamo un bel gruppo di genoani, siamo sempre nella tempesta come squadra, ma noi cercheremo di tirare avanti sempre gridando Forza Genoa. Come avete pensato al Comitato Malati del Tigullio? Abbiamo pensato al Malato del Tigullio perché abbiamo già avuto dei contatti con il signor Mordini, non è il primo anno. Io qui sono già stato ospite, quando giocavo ho fatto un torneo a Riva Trigoso, quando c'era ancora il campo sportivo dove ora c'è la passeggiata mare. Mi pare che avessimo vinto il campionato primi o secondi ed eravamo venuti qui al Circolo Sabino, ma parlo degli anni 50, quindi 70 anni fa. E questo sono rimasto, mi ha un po' commosso questa cosa. Hai detto prima una bella cosa che tu ti senti con la maglia del Genoa a vita. Assolutamente, sono nato con questa maglia e morirò con questa maglia, quindi felice di essere qui e sono contento di poterlo fare per tanti anni. Come mai secondo te non esistono più le bandiere, le persone che ci tengono? Spesso nei giocatori ti affezioni e molto spesso dopo una stagione o addirittura qualche mese lo perdi, si cambia squadra. Beh, bandiere ce ne sono poche, io stesso comunque 7 anni fa sono andato via per vari motivi e poi sono tornato perché l'amore per il Genoa c'era e c'è ancora e ci sarà, quindi la bandiera è proprio questo, è l'amore per la squadra. Io provo questo amore per il Genoa e sono contento di essere una bandiera per il Genoa.